Ergastolo, questa è la pena richiesta dal pubblico ministero Marco Brusegan per Alessio Battaglia, 43enne triestino, sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso Franco Bernardo Bergamino, ottantenne, che lo ospitava nella sua abitazione di Limena. Il delitto era avvenuto il 22 febbraio del 2025, ma il corpo dell'anziano, ormai in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato il 5 marzo. Battaglia, che nel frattempo era fuggito a Monfalcone, dove poi è stato arrestato, per ritardare la scoperta lo aveva rinchiuso in un sacco dentro ad un armadio e aveva cosparso la casa di profumatori per ambienti. Per il pubblico ministero l'accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa della vittima, oltre che dall'occultamento di cadavere. Battaglia lo avrebbe ucciso per le bollette, picchiando a morte. Fatale, secondo il medico legale della procura, una doppia frattura alle vertebre cervicali causato da colpi ben assestati. Bergamino era l'unico ad accollarsi tutte le spese, mentre Battaglia, ospite a casa sua, non collaborava in alcun modo. La difesa del 43enne triestino invece parla di lite scaturita da palpeggiamenti dell'80enne nei confronti di Battaglia, il quale ha reagito. Durante la colluttazione, nella versione dell'imputato, Bergamin sarebbe caduto e poi morto. Per la difesa, dunque, si tratterebbe di omicidio preterintenzionale, una tesi che verrà esposta dalla legale Anna Maria Beltrame nell'arringa previsto il prossimo 16 settembre in Corte d'Assise del Tribunale di Padova, e nella stessa giornata si potrebbe arrivare alla sentenza.